Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Oggi, come vedete nel titolo, ci occupiamo di case green, domandandoci se sia un'opportunità o un salasso per tutti noi. Di certo è un argomento con cui ogni famiglia dovrà trovarsi a fare i conti, visto la nuova direttiva europea che prevede appunto che bisognerà riqualificare le nostre case abbattendo del 16% le emissioni. Oggi abbiamo due autorevoli ospiti che sono venute a trovarci, a me fa un enorme piacere. Monica Grosselle è presidente presidente dell'ANCE di Padova, e Silvia Basso, vicepresidente dell'ANCE di Padova, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, quindi siamo in medias res, nel pieno di questo argomento. Monica Grosselle, buongiorno, benvenuta. Grazie dell'invito. Diamo un po' un'idea al nostro pubblico che già sicuramente si starà facendo i conti a casa su quello che potrebbe costare nella sua abitazione questa direttiva. Diamo un po' il quadro della situazione spiegando che cosa è successo, che cosa è questa direttiva europea di cui tanto si parla e che tempi ci sono anche davanti a noi. Sì, buongiorno e grazie dell'invito innanzitutto. Giustamente, come dice lei, è preoccupante un po' per tutti questa situazione e che c'è un po' andata bene perché è un paio d'anni che se ne parla, no? E quindi i dati che sembrava che avessimo tempi anche molto più accorciati delle classi energetiche imposte dall'Europa, è un po' cambiata la direttiva, nel senso che viene lasciato agli Stati membri poi di definire al proprio interno i connotati, i limiti sono dettati dall'Europa, però i tempi ogni Stato li decide. Avremo quindi due anni di tempo per recepire la direttiva, lo Stato italiano, ed emettere i decreti attuativi che poi serviranno a capire esattamente cosa c'è da fare. Come ha anticipato lei, però hanno dato degli step. Noi dobbiamo entro il 2030 gli Stati abbattere del 16% quelle che sono le emissioni in atmosfera provenienti dagli edifici abitativi. 2030 dopodomani, che si porta al 22-23% entro il 2035 per arrivare a quello che loro definiscono l'equilibrio energetico entro il 2050. Allora, anche qui ci sono degli step. Entro il 2028 tutti gli edifici nuovi pubblici dovranno essere a zero emissioni, entro il 2030 tutte le nuove abitazioni. Nel 2040 avremo anche lo stop delle caldaie a fossile e questi sono un po' gli step che noi dovremmo cercare di rispettare. Cioè, se io sono una persona in questo momento che abita in una casa degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, diciamo che già negli anni 90 forse si è cominciato a costruire diversamente, che cosa devo pensare? Come devo pianificare il cambiamento della mia abitazione? Allora, diciamo che innanzitutto quelle che entrano dentro nella necessità di essere riqualificate sono le case in classe energetica F e G, che sono quelle più energivore, che consumano più corrente e immettono più gas serra nell'atmosfera. Tutte le case ce l'hanno questa certificazione? Non tutte, nel senso che è obbligatoria dal 2009 per le nuove abitazioni, per le abitazioni che si comprano compra vendita, e quindi non abbiamo, anche lì i dati Enea non sono completi perché non abbiamo tutte le abitazioni certificate. Certo, ci viene da pensare che quelle antecedenti al 2009 probabilmente sono in gran parte appartenenti alle classi F e G, quindi sicuramente da riqualificare. Sono numeri sicuramente importanti e quello che aspetta il cittadino? Beh, io dico assolutamente che dovranno arrivare dei soldi dall'Europa, perché altrimenti neanche ci si mettiamo, perché il privato cittadino diciamocela in questi momenti qua, fa fatica ad accantonare qualcosa per le emergenze mediche o l'università dei figli, non vedo come potrà avere valori che parliamo anche, secondo i nostri range possiamo andare dai 30 ai 70 mila per riqualificare un'abitazione e portarla alle classi superiori. Per cui credo che insomma un po' di preoccupazione è normale. Infatti credo che la preoccupazione campeggi un po' in tutte le famiglie, si confidi su un ritardo ovviamente dei tempi, però inesorabilmente arriverà il cambiamento. D'altra parte lo facciamo tutti i giorni, i conti con il cambiamento climatico, quindi qualcosa bisognerà fare. Silvia Basso, vicepresidente di ANCE ma anche esperta di questioni tecniche,
relative proprio alle ristrutturazioni immobiliari e a questa materia specifica della sostenibilità ambientale in edilizia. Che cosa possiamo dire a tutte le persone che sono preoccupate in questo momento di dover avviare un cantiere dopo l'esperienza, tra l'altro non sempre positiva, del Superbonus? Grazie dell'invito intanto, buongiorno. Allora, partiamo un secondo dal discorso del Superbonus, nel senso che il Superbonus prendiamo il meglio di quello che c'è stato, anche perché abbastanza abitazioni sono state ristrutturate, abbastanza, non mai sufficientemente, però ne sono state ristrutturate, sia dal punto di vista di abitazione di singoli, sia come condomini. La legge è stata fatta in un momento emergenziale e con troppo poco tempo. Questa normativa europea ci dà un ventaglio di tempo, di anni, probabilmente abbastanza, non sicuramente si riuscirà a coprire tutto, perché ci sono veramente tanti, perché si ragionava anche prima con Monica, gli immobili veramente sono tantissimi. Però cosa dire a chi vuole pensare di approcciare a una ristrutturazione a casa propria? Comincia, insomma, allora, diciamo prima così. di tutto bisogna fare una diagnosi energetica e capire dove si mangia di più l'energia o dove si emette di più CO2. E questo bisogna affidarlo a un professionista? Bisogna assolutamente affidarsi a un professionista, a un termotecnico prima di tutto, che fa una diagnosi energetica, così capisce il fabbricato dove io abito, se ha gli infissi da mettere a posto, e dopo lui ci darà un ventaglio di possibilità. Può essere gli infissi da cambiare, può essere la caldaia da cambiare, utilizzando nuove tipologie di riscaldamento come la pompa di calore o le caldaie ibride, oppure installare dei pannelli fotovoltaici, fare un cappotto, oppure isolare il tetto, quindi isolare completamente l'involucro. Però sono varie tipologie di lavoro che hanno vari importi, che sicuramente alcuni molto importanti, altri meno, e quindi il professionista sicuramente sa dare le indicazioni giuste al cliente, alla persona che poi deve fare la ristrutturazione. Certo. Allora, Presidente, lei è Presidente di una città, diciamo che dal punto di vista edilizio è ben guarnita, si è costruito molto a Padova anche negli ultimi anni. Che situazione c'è? Come siamo messi? Allora, Padova è anche una città storica, c'è anche da dire che ci sono degli edifici che usciranno da questa obbligatorietà, che sono fondamentalmente gli edifici storici, gli edifici militari, religiosi, le seconde case. Per cui partiamo da un punto di vista di una città complessa, dove però, come ha detto lei, è stato costruito anche molto recentemente, per cui sicuramente ci sono molte abitazioni che sono già Quindi penso anche la città universitaria, tutte le case che vengono utilizzate per gli affitti degli studenti universitari usciranno da questa... Ma se sono edifici storici probabilmente sì, usciranno, se sono vincolati. Seconde, terze, quarte... Queste sono anche tutti quei dettati che verranno proprio definiti poi nel recepimento della normativa da parte del nostro Stato, per cui dobbiamo anche noi capire cosa facciamo. Sa ancora bene. Ecco, quello che a noi preme dire, cioè questo momento, a noi costruttori diciamo sempre dobbiamo avere i giusti tempi per fare le cose, quindi se sappiamo anche programmare con tempo possiamo evitare magari quello che è successo con il Superbonus, che i prezzi sono schizzati, ci sono stati privati che sono partiti con dei preventivi e si sono visti raddoppiare o triplicare i costi, perché poi la legge della domanda e dell'offerta crea il mercato, no? Quindi se hai tanta domanda e poca offerta i prezzi si alzano. E perché tutti insieme questo materiale sarà anche difficile da reperire, effettivamente bisogna cominciare a fare delle scorte, cioè è una questione anche di priorità nazionale, perché ogni paese cercherà ovviamente di creare delle riserve. Per quello noi diciamo, se lo sappiamo per tempo, non so, le fabbriche si attrezzano, dobbiamo costruire caldaie di un certo tipo, anziché materiali per rivestire appunto gli edifici oppure i serramenti, quindi magari il tempo ci può aiutare, però torno a ripetere, credo che ai telespettatori è quello che più interessa,
che venga istituito un fondo europeo per il finanziamento. Attualmente l'Europa dice che gli Stati possono attingere dai fondi del PNRR, dai fondi per lo sviluppo delle regioni e dal 2026 dal Fondo sociale per il clima. Però io dico si vanno a togliere da una parte per mettere da un'altra e la coperta è sempre troppo corta e sicuramente i soldi che sono a disposizione in questi, diciamo, anche perché i fondi del PNRR bisognerà restituirli anche, tra l'altro, e tra l'altro quindi è debito per lo Stato. Entro il 2026 noi dobbiamo aver fatto tutto il lavoro legato al PNRR, gratis, diciamo, per cui questi usciranno probabilmente da questo arco temporale, no? In tempo che entra. Per cui ovviamente è un momento questo delicato, credo un po' poi anche a livello internazionale. Però io so che in particolare Ance Veneto, anche Friuli Venezia Giulia, il Trentino, cioè è un argomento, è un tema che le imprese stanno affrontando da anni, cioè in realtà è così grave la situazione sul territorio perché si sta lavorando da tempo in questa direzione. Assolutamente, noi crediamo che il futuro passa per la rigenerazione urbana, noi premiamo molto su questo da sempre. Le nostre città e le nostre abitazioni vanno riqualificate perché guadagnano in salubrità, perché noi ci dobbiamo vivere dentro le nostre case, negli edifici in cui lavoriamo, nelle scuole dei nostri ragazzi e poi anche questo può essere un momento per dire ok, riqualifichiamo e quindi ridiamo valore anche alle abitazioni più datate. Quindi la possiamo anche vedere come un'opportunità se viene giustamente supportata da finanziamenti statali. Il singolo cittadino, se l'importo che il privato deve mettere di suo è contenuto e accompagnato magari appunto anche da dei poi mutui per il delta che rimane garantiti dallo Stato, dei mutui green con dei tassi agevolati, può essere anche un'opportunità per ridare valore alle abitazioni. Ecco, siamo anche un paese creativo e un paese anche di studiosi, di ricercatori e quindi io spero anche che questo aiuti in questa direzione a trovare delle soluzioni che possano essere alla portata di tutti. E attualmente, Silvia Basso, come si fa a far diventare una casa green? Cioè ci sono dei paletti ben precisi, bisogna usare determinati materiali o c'è spazio anche per la creatività, diciamo? Ma sa, il superbonus ci ha comunque catapultato in un mondo del green, comunque perché l'obbligo per esempio con il superbonus era di utilizzare materiali CAM e quindi materiali con dei paletti e con delle restrizioni per il discorso delle circolarità Questo infatti intendevo, perché se tutta l'Europa deve utilizzare questi materiali e deve rifornirsi di questi materiali, cioè si rischia di ritornare un po' alla stessa situazione, quindi questa volta sarà diverso secondo lei? Dovrà essere diverso perché se no non ne veniamo a capo, per cui sicuramente dobbiamo tendere verso questo utilizzo di materiali comunque ecosostenibili, si parla tanto di economia circolare e tutto quello che ci sta attorno. È ovvio che in alcuni materiali non possono essere assolutamente CAM, però la tendenza del mondo è andare su materiali ecosostenibili. Si parlava anche di canapa, di altri tipi di materiali molto naturali. Anche in molte trasmissioni qualche idea creativa, tipo usare battoni di canapa oppure usare gli intonaci con gli scatti del riso. Sì. È limitato però questo uso, noi dobbiamo pensare a delle produzioni industriali sicuramente massicce e quindi questo è un uso più limitato, però non è solo l'uso dei materiali ma è anche il riciclo dell'acqua, l'acqua piovana, il ricircolo dell'acqua nell'impianto idrico, nell'impianto dei WC e quindi ci sono tanti temi da toccare. Non pesa solo il cappotto, il classico cappotto, si può fare anche in maniera diversa, arrivare a questo 16%. Esatto, si può fare in tanti modi. Ed ecco perché l'analisi energetica iniziale è fondamentale, per capire che direzione poter prendere, per poter poi agire di conseguenza con
con un granus salis, quindi lavorare intelligentemente per... Adesso si parla tanto di comunità energetiche, questo può influire in qualche modo in questo progetto, in questo obiettivo? Sì, si parla di gruppi di acquisto, di comunità energetiche, eccetera. Sicuramente sì, sono discorsi però che sono da sviluppare proprio anche a livello proprio di comunicazione, fare dei dialoghi condivisi, diciamo, con le associazioni di cittadini piuttosto che nelle associazioni di categoria, perché sono sicuramente delle frontiere interessanti, vanno studiate e vanno applicate a quartieri, piuttosto che condomini, sì, piuttosto che magari la casa singola fa più fatica. Ma però magari un singolo cittadino da solo si sente un po', poi per esempio penso a quello che è successo con il super bonus, che i condomini molti non l'hanno fatto perché magari era difficile mettere d'accordo le persone o che l'amministratore si prendesse anche la responsabilità di gestire pratiche complesse. Infatti, in questo caso come si supereranno questi? Il problema è che in Italia abbiamo una proprietà parcellizzata anche dei condomini. All'estero ci sono gruppi industriali, gruppi assicurativi che possiedono e sono proprietari di fabbricati interi, di condomini, magari da centinaia di abitazioni, tutte in affitto. Noi invece abbiamo nella nostra cultura, insita nella nostra cultura, la casa di proprietà, l'appartamento, certo, di proprietà. Quindi il condominio da 100 unità ci saranno 100 proprietari, 50 proprietari. E dobbiamo metterli d'accordo tutti. E non è che super bonus oggi sia facile il salto, comunque la problematica ci sarà anche un domani con queste nuove normative. Come è cambiato, Presidente, il mondo di ANCE? A parte che lo vediamo anche con i nostri occhi come è cambiato, ci sono le donne protagoniste ai massimi vertici di un'associazione di costruttori edili, quindi diciamo che il mondo è cambiato anche da questo punto di vista. Però devo dire che è stata una corsa anche a riqualificare le imprese, i lavoratori, a formarli. Cioè, come sta cambiando il mondo delle imprese con tutti questi cambiamenti che influiscono nella vita di tutti? È una bella sfida, noi cerchiamo ovviamente di portare e di far tornare l'attenzione soprattutto ai giovani del nostro settore, perché giustamente, come ha detto lei, dal punto di vista femminile, dalla parità di genere siamo messi bene. Se pensiamo all'ANCE nazionale, la Presidente è una Presidente donna, Federica Brancaccio, ma poi è già anche a livello territoriale, la mia presenta dopo 70 anni di presidenti maschi in Padova, però voglio dire questo, adesso noi abbiamo bisogno dei giovani, come Padova abbiamo fatto da poco, si è insediata la nuova Presidente, anche lei una donna, dei giovani, con un gruppo di ragazzi. Ecco, quella è la sfida che noi dobbiamo puntare, questo passaggio generazionale, no? Perché comunque abbiamo bisogno dei giovani, delle loro idee e della ventata di innovazione che possono portare. Come abbiamo detto, il mondo è in divenire continuo, soprattutto nel nostro settore, e per cui sicuramente è largo ai giovani. Quindi crescono anche nuove imprese di giovani, sta cambiando anche da questo punto di vista, perché sappiamo che i nostri giovani ormai hanno come meta all'estero, le esperienze internazionali, anche nel vostro settore penso che sia un tema questo, la ricerca comunque di personale qualificato non è così semplice e lo sarà forse ancora meno se viene avanti una trasformazione di questo tipo. Assolutamente, infatti il problema nostro è cercare di trattenere i giovani nel nostro paese in primis e nel nostro settore, perché facciamo una fatica immane a trovare maestranze, ma sia tecnici che maestranze nei cantieri. Per cui questa è un po' la sfida che ci dobbiamo porre nel nostro settore, quello di tornare ad essere attrattivi per i giovani. Noi ci stiamo muovendo anche verso l'estero, abbiamo sottoscritto un protocollo con il prefetto, con la prefettura, per la formazione dei migranti, per vedere queste persone che magari vogliono rimanere nel nostro paese, per potergli dare un futuro, quindi li formiamo nelle nostre scuole, nelle scuole edili, per poi inserirli nelle nostre aziende. Infatti è la domanda che volevo farle, qui a Padova la scuola edile, diciamo, una storia, e
e sono nati anche gli ITS che creano queste figure anche molto utili in questi ambiti, perché una volta c'era il geometra, diciamo così, adesso invece servono figure che siano in grado di muoversi dal punto di vista normativo, della ricerca dei materiali, di soluzioni, che siano in grado di combinare le normative europee, cioè servono anche un altro tipo di professionalità e si sta lavorando da un po' di anni in questa direzione. Ce la facciamo ad avere un cambio? Tra l'altro, guardi, proprio stamattina ero in CDITS, noi siamo soci fondatori degli ITS, e gli ITS vengono molto spinti ed è proprio il futuro. Tra l'altro c'è tutta la rivoluzione della scuola che il ministro da Valditara sta cercando di fare per portare la scolarità come in Europa ai 4+2, quindi si punta ai 4 anni, diciamo, delle superiori classiche più i 2 anni di specializzazione, che per il nostro settore con gli ITS andiamo proprio a formare quei tecnici specializzati nelle varie posizioni aziendali e anche per il pubblico, perché proprio la settimana scorsa a Padova è stato presentato un corso ITS per tecnico della pubblica amministrazione, perché noi abbiamo bisogno anche nella pubblica amministrazione di tecnici preparati e al passo con i tempi, la normativa in continuo cambiamento, quello che è la semplificazione, che ce ne hanno sempre tanto parlato, in realtà è un aumento di burocrazia pazzesca e poi abbiamo proprio bisogno di interagire tra di noi, tra imprese e il mondo della pubblica amministrazione e di parlare la stessa lingua. Assolutamente, credo che sia un tassello importante. Tornando alla questione del vil denaro, diciamo così, lei ha detto prima servono dei benefici, servono comunque dei fondi europei, per esempio quello che è successo al Superbonus, no? Il credito fiscale può essere un incentivo o secondo lei, visto che adesso sono tutti bloccati i crediti fiscali dalle banche, dalle poste, così diciamo anche no? Allora, noi crediamo che sarà necessario fare il credito fiscale e lo sconto in fattura, perché tante famiglie non hanno capienza fiscale da poter poi scalare con le tasse negli anni, per cui quello sarà secondo noi un punto di necessario passaggio. Fondamentale è comunque trovare i fondi, reperire i fondi, che si spera siano fondi europei, che l'Europa ci metta di suo, insomma, per i Stati che devono aderire a questa direttiva. Mi metto nei panni di una famiglia che dice vabbè, ho 2 anni di tempo, sai cos'è? Come facciamo noi tutti, diciamo, per ogni cosa, un passetto alla volta, no? Faccio questo, l'anno prossimo faccio quello, tra 3 anni faccio l'altro. C'è una scalettatura che si può utilizzare per arrivare alla fine di questo percorso, insomma, non con le ossa troppo rotte? No. Diciamo, la faccia era eloquente. Ipoteticamente uno potrebbe dire ok, intanto magari cambio la caldaia, metto una pompa di calore piuttosto che un sistema ibrido, eccetera. Ottimo, perché non non apro un cantiere, ecco, nel vero senso della parola. Però nel momento in cui il proprietario decide di cambiare gli infissi piuttosto che fare il cappotto, a quel punto è un cantiere. Quindi con tutte le norme, con tutte ovviamente con tutti i permessi che devono essere richiesti al comune, eccetera. Quindi bisogna anche un attimo capire, ecco perché ritorniamo sempre al solito discorso, devo chiedere a un termotecnico di fare un'analisi dell'edificio singolo e capire cosa è meglio fare. La caldaia è la cosa più immediata e più facile anche da dire, anche perché magari lo si vede già in bolletta, perché comunque le caldaie di ultima generazione o le pompe di calore, eccetera. Oppure metto i pannelli fotovoltaici abbinati alla pompa di calore, ci sta, ma se si comincia a parlare di involucro, a quel punto... Ma diciamo questo, scusi, perché faccio come diciamo, si diceva una volta, la carta del casolin, no? Sì, cambiando, diciamo, la pompa di calore, mettendo i pannelli fotovoltaici, siamo già arrivati a quota oppure no? Non lo so, è troppo difficile dirlo così, perché bisogna vedere quanti metri quadri è la casa, com'è esposta, se è una bifamiliare o se è una casa all'interno di case a schiera, quindi magari ha solo 2 fronti esposti. Ci sono n fattori da tenere in considerazione, come è isolata di partenza, come non è isolata, è veramente difficile. Dare numeri e dare importi, sì, giustamente come dice Monica, abbiamo una forbice dai 30 ai 70 mila euro, ipotesi, però possono essere 20 come possono essere di più, ma dipende sempre da che cosa si decide di fare.
e quindi non è per spaventare, ma è per essere prudenziali. Ragioniamo bene e vediamo che cosa si può fare. Prima per capire con le nostre tasche, piuttosto che aspettare che l'Europa ci dia dei fondi o ci venga data la possibilità. Questi tecnici ce ne sono nel territorio, ce ne sono a sufficienza? Tanti, sì, scusi, ce ne sono tanti perché col Superbonus c'è stata una grande spinta, e almeno quelli che comunque affiancano noi imprese ANCE, perché poi comunque... E già fare questa certificazione più o meno quanto costa? Di sapere quanto è la casa, classificare... Qualche centinaio di euro, non costa tanto poter fare un'analisi, assolutamente, perché poi ci sono delle tabelle date dall'Enea per cui si inseriscono i dati e viene già fuori, per cui fare una diagnosi energetica non costa tantissimo, però così si riesce ad avere l'orizzonte. Abbiamo dei punti di riferimento a livello internazionale o anche a livello italiano, magari sono più avanti, a cui possiamo guardare come esempio, come riferimento? Cioè qualcuno che magari è già più avanti e che può fare da guida, un po' il Trentino forse, che è andato avanti. Il Trentino ha lavorato bene col discorso Casa Clima. Sì. Diciamo che comunque c'è anche l'esperienza del GBC Italia, che è un ente certificatore di case americano che poi è stato anche declinato in Italia. Ci sono esperienze in Inghilterra, ci sono belle esperienze anche in Germania, ci sono vari esempi da cui, ma ce ne sono anche dietro casa nostra. A me viene in mente un ottimo intervento che è stato fatto su Treviso, ci sono dei begli interventi da poter prendere come esempio e non sono così lontani da noi, dalla nostra realtà. Però mi preme dire una cosa: cercate di fare affidare i lavori a professionisti. Guardi, e a la domanda che infatti sì. Allora mi interrompo e faccio parlare Monica, perché è una diciamo cosa che fondamentale. Una grande preoccupazione delle persone, esatto, soprattutto proprio alla luce di quello che abbiamo visto tutti anche in cronaca, è a chi affidare questi lavori. Quindi diciamo che diamo qualche consiglio anche a chi sta a casa. Quello che mi sento di dire è: affidatevi a tecnici e a imprese che abbiano una storia alle spalle, che vi possano dimostrare i lavori che hanno fatto in maniera concreta, possibilmente tecnici, imprese conosciute, imprese qualificate, perché poi adesso la cronaca anche purtroppo porta situazioni anche di criticità, incidenti sul lavoro e poi problemi anche di qualità, per cui affidatevi a professionisti e a imprese qualificate, questo è assolutamente da dire. Va bene, credo che abbiamo più o meno cominciato ad affrontare l'argomento, credo che se ne parlerà a lungo perché sarà un tema che ci stravolgerà un po' la vita, insomma, non solo da questo punto di vista. Ogni giorno cambiano le normative per le aziende in ambito di tutela ambientale, ma anche al supermercato vediamo i sacchetti che si possono usare, non si possono usare, le confezioni monodose, insomma tutto deve andare in questa direzione e devo dire che è una grande sfida di crescita per un settore, quello dell'edilizia, che era assolutamente tradizionale, che ha dovuto mettersi al passo in maniera velocissima. E io mi auguro appunto che ci sia anche tanto spazio per i giovani, come diceva la Presidente, che trovino anche nel nostro Paese un'opportunità anche attraverso queste normative per avere un futuro anche qui in Italia. Insomma, speriamo che questo porti anche dei benefici, non lo vediamo solo come una criticità, vediamo anche magari quello che può portare di buono, no? Un'occasione magari, ecco. Ecco, allora abbiamo dato una risposta anche al titolo della nostra puntata, non solo un salasso che insomma un pochino costerà, però anche un'opportunità e probabilmente ne usciremo magari più forti e più carini e sicuramente un po' più sostenibili. Ecco. Grazie a Monica Grosselle, Presidente di ANCE Padova, e a Silvia Basso, Vicepresidente di ANCE Padova. Ci vedrete a trovare con gli aggiornamenti magari più avanti. Grazie a voi di averci seguito questa mattina. Buona giornata, arrivederci.